Benvenuti a Oltre il mistero. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di qualcosa che, diciamo, per molto tempo è stato considerato un tabù. Assolutamente sì, un tabù enorme. Cioè, cosa succede quando la matematica pura, quella fredda dei radar aerospaziali, decide di, applicare il rigore scientifico più spietato a uno dei misteri più controversi di sempre? Succede che cambia tutto. Si passa dalla fantasia alla scienza vera e propria. Esatto. Mettiamo da parte le immagini sfocate, i racconti impossibili da verificare e tutto quell'immaginario da film di fantascienza, perché stiamo assistendo a una trasformazione radicale. Lo studio dei fenomeni nei cieli non identificati, cosiddetti UAP, sta diventando una disciplina tecnica. Fisica a matematica applicata, metodo scientifico puro. Proprio così. E tutto questo ruota attorno a figure che, operano con un livello di razionalità estrema. Sì, prendiamo Robert Powell, per esempio. Ok. Lui non è il tipo che cerca la ribalta televisiva con storie indimostrabili. Il suo background lo definisce chiaramente. È un analista quantitativo. Che già suona molto diverso dal classico appassionato di misteri, ecco. Decisamente. E Powell, insieme a un gruppo di professionisti iperqualificati, ha fondato la SCU, che sarebbe la Scientific Coalition for UAP Studies. Ah, interessante. Il loro approccio, è interamente focalizzato sulla pura raccolta e analisi di dati verificabili, sia chiaro. Però, prima di entrare nei dettagli tecnici, c'è una cosa che mi salta alla mente. Se oggi abbiamo fisici e ingegneri che formano questa coalizione, significa che fino a ieri c'era un vuoto totale. Un vuoto assoluto, sì. E questo, fa sorgere una domanda abbastanza ovvia per chi ci ascolta. Perché la scienza istituzionale ha ignorato tutto questo per decenni? C'era una reale mancanza di informazioni o il problema era un altro? Guarda, il problema principale non era certo la mancanza di tracce radar o di rapporti. Era la paura. Paura di cosa? Del fenomeno in sé. No, paura per i danni reputazionali. Per decenni affrontare questo tema significava letteralmente rischiare di distruggere la propria carriera accademica. Wow, roba da matti. Sì. Un ricercatore che avesse proposto uno studio del genere si sarebbe visto quasi certamente tagliare i fondi. Certo, e avrebbe perso ogni credibilità tra i colleghi, immagino. Esattamente. Il mondo accademico sa essere spietato con chi tocca argomenti considerati non ortodossi e quindi si è creata questa polarizzazione. Da una parte una montagna di testimonianze, dall'altra nessuna istituzione disposta a toccarle. Quindi avevamo questo gigantesco oceano di informazioni lasciato alla deriva. E qui, suppongo, entra in gioco la SCICU. Proprio lì. Leggendo la loro composizione, sembra discorrere il personale di un centro aerospaziale d'élite. Parliamo di esperti di sistemi radar, fisici, ingegneri, ex militari. Gente che sa esattamente come funziona l'atmosfera e lo spazio aereo. Che cambia completamente le carte in tavola. Loro non partono da una conclusione preconcetta tipo ci credo o non ci credo. No, si pongono domande puramente meccaniche. Parametri misurabili, modelli fisici applicabili. Esatto, l'approccio è radicalmente diverso. Quando accade un evento nei cieli, a loro non interessa la narrativa emotiva. Si chiedono solo: abbiamo la telemetria? Possiamo calcolare la cinematica di questo oggetto? È quasi un processo di decostruzione, insomma. Precisamente. Invece di guardare un video e meravigliarsi, estraggono i frame, calcolano le distanze, incrociano i dati con le stazioni meteorologiche per capire la densità dell'aria. Verificando se l'evento è analizzabile in modo indipendente. Che salto metodologico gigantesco. È come smettere di collezionare storie sussurrate su ombre misteriose nel bosco per iniziare a costruire un laboratorio capace di misurare le onde luminose che generano quelle stesse ombre. Bellissima analogia, rende perfettamente l'idea. Però a questo punto, da persona molto incuriosita, mi chiedo quali dati abbiano un reale peso. Perché, per quanto una testimonianza umana possa essere sincera, la memoria umana è quella che è fallibile. Manca di precisione strumentale, certo. E questo è il nucleo della loro metodologia. Il passaggio dall'osservazione umana alla convergenza dei dati tecnologica. Convergenza, cioè? Powell su questo è irrimovibile. Se un evento viene registrato solo da una persona, dal punto di vista quantitativo ha un valore molto limitato. Anche se è un pilota addestrato. Anche in quel caso. Il cervello umano è soggetto a illusioni di prospettiva, errori di stima delle distanze, vari bias cognitivi.
Ma il discorso cambia totalmente con la tecnologia. E attenzione, nemmeno la tecnologia è infallibile, presa singolarmente. In che senso? Un radar può sbagliare? Assolutamente. Un sensore a infrarossi può generare artefatti termici. Un singolo radar a terra può subire interferenze atmosferiche o, sai, interpretare male un riflesso elettromagnetico. Ah, ho capito. Quindi l'indagine scientifica scatta solo quando c'è una sincronia inattaccabile. Esatto. Stiamo parlando, che so, di un radar che rileva onde radio, un sensore termico che legge il calore, rilevatori ottici e piloti, tutti che registrano lo stesso evento nello stesso punto e nello stesso momento. Precisamente. Quando hai questa ridondanza, la probabilità di un errore strumentale isolato crolla quasi a zero. Ed è questa convergenza che caratterizza il famoso caso della USS Nimitz del 2004. Ah, fermiamoci un attimo sul caso Nimitz, perché merita. In quell'occasione avevamo un intero gruppo di battaglia navale, giusto? Sì, con alcuni dei sistemi di tracciamento più sofisticati del pianeta. Che rilevavano oggetti capaci di manovre inimmaginabili. E non era solo un puntino sul radar, c'erano intercettori in volo che confermavano il contatto visivo e strumentale. Guarda, il caso Nimitz è il banco di prova perfetto per la SCU. Powell e il suo team non si sono limitati a dire «Oh, questo è inspiegabile». Hanno preso tutti i dati declassificati, le registrazioni termiche, la telemetria e li hanno sottoposti a calcoli severissimi. Immagino i numeri che ne sono usciti. Hanno applicato modelli geometrici per estrarre la cinematica. Traduciamo questi numeri in concetti tangibili per chi ci ascolta. Noi conosciamo bene i limiti dei velivoli convenzionali. Ci sono limiti strutturali legati alla resistenza dei materiali, limiti aerodinamici. E soprattutto i fragilissimi limiti biologici. Esatto. I dati estrapolati in questi casi mostrano accelerazioni di decine, a volte centinaia di G. Centinaia. Ma a quei livelli di forza G, un corpo umano verrebbe ridotto in gelatina. Letteralmente. E un velivolo convenzionale in titanio si disintegrerebbe a mezz'aria sotto la pressione delle sue stesse manovre. Incredibile. E le analisi mostrano questi oggetti effettuare movimenti rapidissimi, senza superfici di controllo visibili, senza ali e senza la minima traccia di scarico termico. Nessuna propulsione visibile. Nessuna. Manca del tutto la firma infrarossa del calore che ti aspetteresti da un motore che genera una spinta del genere. Aspetta però, mi inserisco per fare un po' l'avvocato del diavolo. Capisco la fisica e i numeri, ma viviamo in un mondo dominato dal software. È vero. Parliamo di convergenza da parte di molti sistemi militari. Tutti questi sensori dialogano tra loro attraverso reti informatiche. Non esiste la possibilità, per quanto remota, che questi sistemi condividano un difetto di programmazione a livello di codice. È un'ipotesi legittima. O magari un'interferenza sistemica, tipo un'arma di guerra elettronica super sofisticata che sta ingannando i sensori, creando un'illusione sincronizzata direttamente nei computer di bordo, facendo credere a radar e telecamere di vedere qualcosa che non c'è. La possibilità di un inganno elettronico sofisticato, o spoofing come lo chiamano, è sempre in cima alla lista per i ricercatori. La SCU affronta proprio questi dubbi con protocolli rigidissimi. Cioè, come fanno a scartare quest'ipotesi? Powell pone un'enfasi maniacale sull'eliminazione dei bias. Usano il principio di falsificabilità di Karl Popper. Il famoso rasoio di Popper. Esatto. Una teoria non deve solo essere confermata, deve poter essere smentita. Un ricercatore serio non accumula prove a favore, ma attacca la propria ipotesi da ogni lato, cercando di distruggerla. Quindi mi stai dicendo che non si limitano a caricare un filmato di un jet, guardarlo al rallentatore e dire «guarda quanto va veloce». Tutt'altro. Loro smontano il file video, analizzano ogni singolo pixel, calcolano l'angolo esatto della telecamera rispetto all'orizzonte, la velocità del vento in quel momento, la velocità del jet. Cercando di capire se quel movimento è reale o un banale difetto ottico. Assolutamente. È un processo di filtraggio spietato. Molti video considerati per anni prove schiaccianti sono stati spiegati convenzionalmente dalla SCU. Ma dai, quindi hanno smontato dei miti. Sì. E sai qual è uno dei fattori più comuni che inganna le telecamere? Immagino abbia a che fare con il movimento. L'effetto di parallasse. Ah, certo. Spieghiamolo bene, questo effetto di parallasse per chi ci ascolta, perché è fondamentale per capire come la vista o i sensori possano essere ingannati clamorosamente. Vai pure. Immaginate di essere in autostrada, guidate a 130 all'ora.
Guardate dal finestrino e vedete un cartello stradale che vi sfreccia accanto in una frazione di secondo. Sembra che il cartello vada a una velocità folle. Esatto, ma in realtà è piantato a terra, inamovibile. Sei tu che ti muovi rapidamente. Ora trasferiamo questo concetto a 10.000 metri di altezza. Con un jet militare. E questo crea l'illusione. Un'illusione potentissima che un oggetto quasi fermo, diciamo un pallone meteorologico, stia in realtà schizzando via a velocità estreme. Perfetto. La cinematica relativa è piena di queste trappole. Per questo Powell ribadisce una regola d'oro. L'etichetta inspiegato non è sinonimo di extraterrestre. Questo è un punto cruciale. Significa semplicemente che dopo ogni test il dato residuo risulta incompatibile con le spiegazioni fisiche attuali. Nient'altro. È una distinzione che cambia tutto. Spesso cadiamo vittime del bias di conferma. Un po' come indossare occhiali con lenti colorate e convincersi che il mondo intero abbia cambiato colore. L'approccio di Powell è togliersi continuamente quegli occhiali per pulirli. Un rigore vitale, soprattutto oggi, viste le dinamiche governative con cui i ricercatori devono confrontarsi per avere informazioni. Ecco, arriviamo al punto dolente. Abbiamo la strumentazione, un approccio implacabile, i protocolli anti-bias, ma c'è un ostacolo logistico insormontabile. I dati stessi. Se la SCU vuole analizzare la telemetria multipla, deve averla in mano fisicamente, sui propri server. E non credo che le istituzioni militari siano propense a consegnare i file grezzi dei loro sistemi di difesa a ricercatori civili. Questo è lo scoglio enorme. Negli ultimi tempi il Dipartimento della Difesa ha ammesso ufficialmente l'esistenza di fenomeni sconosciuti nei cieli. Che di per sé è una notizia epocale. Scusate, una notizia incredibile. Ha demolito il muro dello stigma. Ha demolito lo stigma, sì. Ma dal punto di vista scientifico ha scoperchiato un problema frustrante. Le conferme ci sono, ma i dati grezzi, la telemetria non filtrata raccolta da sensori militari, restano coperti dal segreto di Stato. Da un lato il governo valida la ricerca, ammettendo che c'è qualcosa di fisico là fuori. Il che legittima la SCU. Certo, ma dall'altro lato rischia di essere una trappola. Perché confermano l'esistenza del fenomeno, ma affamano gli scienziati negando loro l'unica cosa di cui hanno bisogno per applicare la matematica: i dati grezzi. Esatto. In pratica ammettono che c'è un batterio sconosciuto da studiare, ma chiudono l'unico microscopio in una cassaforte militare. Senza quei numeri si torna a speculare. Il problema è che le forze armate spesso classificano i dati non per nascondere il fenomeno in sé, ma per proteggere le capacità del sensore stesso. Per non far sapere agli avversari quanto sono avanzati i loro radar. Esattamente. Rilasciare i dati grezzi rivelerebbe a nazioni avversarie la risoluzione e le frequenze dei sistemi di difesa nazionali. Questo stallo paralizza la SCU, che si basa sulla verifica indipendente. E allora come se ne esce? Se i server militari restano chiusi a chiave, qual è la contromossa della scienza civile? Non possono certo aspettare in eterno. La risposta strategica promossa da Powell e altri è creare un'infrastruttura scientifica interamente civile e trasparente, smettere di dipendere dai militari e costruire reti di monitoraggio dedicate. Quindi telecamere private, diciamo. Reti globali di telecamere multispettrali ad alta risoluzione, radar civili, sensori acustici ed elettromagnetici, tutto sincronizzato col segnale GPS. Per marcare il tempo al microsecondo. Esatto, è l'approccio dell'astronomia moderna, creare database enormi e aperti. Spostare la ricerca dalle basi militari alle università. Però, qui vedo un ostacolo logistico enorme. Quale? Se installi migliaia di sensori in tutto il mondo, puntati sul cielo 24 ore su 24, la mole di dati, parliamo di terabyte generati ogni giorno, nessun team umano potrebbe esaminarli senza impazzire. Che qui entra in gioco la tecnologia informatica, integrando massicciamente l'intelligenza artificiale. Ecco. Si addestrano reti neurali con milioni di ore di riprese del cielo. E lo scopo non è cercare l'anomalia, ma l'esatto contrario, imparare a riconoscere la normalità per scartarla. Interessante. Cioè l'algoritmo elimina tutto il rumore di fondo. Precisamente. Riconosce e scarta le tratte commerciali, filtra i droni civili, elimina i palloni meteorologici, gli uccelli migratori, i frammenti di satelliti che rientrano bruciando. Quindi, per usare una metafora, stanno costruendo una sorta di sistema immunitario globale per l'atmosfera terrestre. Bellissima immagine, sì. Il nostro sistema immunitario riconosce le cellule sane e le ignora.
Si attiva e lancia l'allarme solo quando incontra un agente sconosciuto che infrange le regole. L'intelligenza artificiale civile farebbe lo stesso. Ignorando il 99% del traffico ordinario. E inviando l'allarme ai ricercatori umani solo quando rileva una firma cinematica che rompe le regole fisiche dell'aerodinamica. È un'architettura geniale che permetterebbe di scalare l'indagine a livello globale. L'osservazione non dipenderebbe più da un incontro accidentale. Avremo una rete persistente, insomma. Sempre in ascolto, con dati oggettivi e non classificati. L'analisi statistica rigorosa sostituirebbe gli aneddoti e fornirebbe finalmente ai ricercatori i dati crudi per formulare ipotesi verificabili. E tutto questo, devo dire, ci porta verso una riflessione finale dal potenziale immenso, un pensiero su cui vorrei far soffermare chi ci ascolta. Prego. Proviamo a proiettarci nel prossimo futuro. Se questa rete globale civile, gestita dall'intelligenza artificiale e distribuita negli università, diventasse pienamente operativa, inizierebbe a tracciare in tempo reale ciò che i dipartimenti della difesa tengono nascosto. È uno scenario molto realistico. Potrebbe questa infrastruttura democratizzare per sempre l'osservazione dei nostri cieli? E spingendoci oltre, potrebbe l'intelligenza artificiale civile rendere di fatto inutile l'intera architettura del segreto militare, riportando questa conoscenza nelle mani dell'umanità intera? È una prospettiva che fa decisamente riflettere. Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per aver partecipato a questa indagine tecnica sui confini del nostro spazio aereo. Vi diamo appuntamento al prossimo mistero svelato.